Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio intorno alle 16 lungo tutta la fascia della Pedemontana trevigiana, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, da Onè di Fonte a Masera. Chicchi ghiacciati, grandi come uova, hanno ricoperto in pochi minuti strade e giardini di un manto bianco. Chi ha assistito al forte temporale accompagnato da raffiche di vento e pioggia racconta di un fenomeno mai visto prima con questa violenza. Ad Asolo le raffiche e la grandine hanno fatto volare le tegole dai tetti di alcune abitazioni. Danni alle colture, ma anche alle auto. Al CFP di Asolo specchietti e cristalli delle vetture andati distrutti, rotti anche i vetri delle finestre, come accaduto al centro culturale Casa dei Campanari. Un disastro. Ondata di maltempo prevista che si è abbattuta con tutta la sua violenza. Diverse le immagini pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana. In mano i chicchi di grandine a Liedolo di San Zenone, a Onè, a Crespignaga di Masera, Castelcucco, ma anche a Vittorio Veneto Nord. Ad Altivole le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante.